Con Nuragic abbiamo voluto far prendere vita alla storia di quest'isola, è una storia che da sardi viviamo, abbiamo dentro e apprezziamo tantissimo e volevamo rendergli giustizia, diciamo così. Era troppo trasparente per i milioni di persone che ogni anno arrivano su quest'isola e vanno via dopo essere stati magari 7 giorni su una duna di sabbia a guardare un'acqua cristallina. Quindi abbiamo capito che questa storia non era brava a proporsi, a farsi conoscere, a comunicare col grande pubblico, e la sfida che ci siamo voluti dare è stata quella di dargli un linguaggio e delle modalità che potessero rendergli giustizia e aprirsi al pubblico che merita. Una storia ancora tutta da riscrivere. Quali sono anche i feedback e le esternazioni che provoca questa mostra dai più piccoli ai più grandi? Certamente la parte più incredibile e inaspettata da parte nostra. Ci aspettavamo che la gente avrebbe reagito bene, diciamo così, però devo confessare che davvero ci lasciano stupiti oltre ogni nostra immaginazione. Dal bambino che viene la mattina con la scuola e che alle 4 vuole, appena si apre, essere già subito qua con la sua famiglia e poi forse il sabato con gli amici o con la nonna, ad adulti che a volte sono venuti per accompagnare il bambino e dopo qualche minuto lo abbandonano e si mettono a seguire la storia perché capiscono che questa storia parla anche a loro. Oppure ricordo un parlamentare tedesco che era qua in vacanza, non ce l'aveva detto e alla fine insomma ci ha sgridato perché ha detto che questa storia è anche la loro, che praticamente noi come sardi e come italiani gliela teniamo nascosta e invece si tratta delle prime grandi civiltà d'Occidente e quindi ritengono che debba essere patrimonio di tutti. È una storia che affascina, è una storia che appassiona chiunque e che fa identificare, però è molto bello sentire poi soprattutto i giovani che dicono che sono venuti attratti dalla tecnologia ma che vanno via molto interessati alla storia, quindi la storia ha avuto il sopravvento. Un percorso il vostro anche imprenditoriale che adesso arriva a Cagliari. Dove si spingerà questa mostra e questo progetto? Il percorso è iniziato nel 2017, siamo arrivati alla 7ª edizione e si spingerà probabilmente lontano perché ormai l'interesse rispetto a queste vicende sta crescendo anche oltre l'isola e certamente quello che è sicuro è che l'isola ha bisogno di uscire dal proprio mare, dalle proprie spiagge, dai propri porti, come sicuramente hanno già fatto i nuragici. C'è bisogno di maggior contatto, di maggiore interazione e quindi di andare a riallacciare con dei rapporti con l'Italia e con l'Europa che già all'epoca della storia di cui parliamo esistevano, ma che oggi in un'Europa globalizzata, nell'Europa dei popoli, dove le specificità diventano sempre più importanti, è sicuramente necessario da parte della Sardegna recitare un ruolo che la veda connessa, che la veda avvicinarsi appunto al grande pubblico che è il pubblico europeo e il pubblico italiano. Da questo punto di vista abbiamo in cantiere diversi progetti, numerosi, vedranno la luce anche non tra tantissimo tempo, quindi in questo momento, diciamo, oltre che lavorare con grande piacere a Cagliari, siamo molto impegnati su un'esportazione, su un'immagine che vada oltre l'isola e anche oltre l'Italia.